Affaticamento, cefalea, disordini dell'attenzione, dispnea da sforzo, senza sottovalutare i sintomi neuropsichiatrici, neuropsicologici che impattano sull'integrazione sociale, sul reinserimento lavorativo, sulla partecipazione a una normale vita attiva. Questi gli strascichi nel medio e lungo termine per l'80% dei veneti già positivi al Covid-19. Fino a 55 diversi sintomi, segni e parametri clinici alterati che hanno impattato sulla vita quotidiana dei guariti. In Veneto centinaia di migliaia di persone. Per loro la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha approvato la creazione di una specifica piattaforma per la presa in carico riabilitativa e per interventi di teleriabilitazione e di un centro per le tecnologie della teleriabilitazione e il termalismo, che sarà collocato inizialmente all'azienda ospedaliera di Padova. Nel tempo il modello di cura sarà esteso a tutto il Veneto.